I momenti più difficili è quando vedevi accumulare, scusate l'espressione, i sacchi neri. E i sacchi neri erano dove venivano messi i pazienti che purtroppo non ce l'avevano fatta. È ancora grande lo sconforto e lo sgomento con cui il dottor Toffoletto, già direttore del Covid Hospital di Jesolo, ripercorre il tragico arrivo della pandemia da Covid. Era l'ora di pranzo del 21 febbraio 2020, quando, anche qui in Veneto, si riuscì a dare un nome a quelle improvvise e all'inizio quasi inguaribili polmoniti. E quelli erano momenti veramente difficili e pesanti perché voleva dire la morte per questi pazienti, noi non eravamo riusciti ad aiutarli. Purtroppo tante, troppe, anche le famiglie veneziane che non sono riuscite a salutare genitori, amici e parenti morti per via del Covid, ricoverati e mai più tornati a casa. Io ricordo con un paziente in particolare, ma la cosa si è ripetuta spesso quando gli abbiamo detto guardi che dobbiamo intubarlo, cioè procedere a delle manovre importanti, e questa persona dice ma poi mi risveglio? Noi certo, assolutamente sì, ma sapevamo benissimo che probabilmente non era così. L'idea di utilizzare i tablet per mettere in comunicazione i pazienti, quelli svegli, collaborativi, con i familiari a casa, faceva sentire meno soli, anche noi medici, rivela oggi il dottor Toffoletto. Credo che questo sia stata una cosa di assoluto conforto per loro, ma anche per noi ci aiutava, cioè ci sentivamo meno soli da questo punto di vista, quindi anche altre, tra virgolette, modalità di comunicazione. Così spiegando come ogni forma di contatto in quei giorni tanto critici, come noto, fosse vietata. Non si poteva garantire le visite e quindi successivamente, anche perché molto spesso si negativizzavano dopo molto tempo, rimanevano ricoverati anche per 20 giorni senza avere contatti veramente anche fisici con i propri cari. Tante le vittime e i malati da Covid, la risposta a chi ancora oggi continua a negare la sua esistenza. Non meritano considerazione dal mio punto di vista.